facce preoccupate, circa 200, tante, sono quelle degli azionisti di Veneto Banca arrivati da tutto il nord-est alla riunione convocata dall'Adiconsum del Veneto. Inquietudine e tensione tra gente comune che vorrebbe vendere le sue azioni e in banca si è sentita dire che non sarebbero rimborsabili in qualsiasi momento. Quando? Non si sa. Perché gli azionisti se lo sono sentito rimproverare proprio dagli stessi legali dell'Adiconsum. Forse lo prevedeva il contratto che avevano firmato, magari sulla fiducia, al momento dell'acquisto. Perché non c'è un obbligo da parte della banca. Era scritto nel contratto? Questo è tutto da vedere, nel senso che queste sono le norme, bisogna vedere che cosa, quali informazioni innanzitutto sono state fornite agli investitori nel momento in cui hanno fatto l'investimento. A quanto pare l'investimento c'è ma non si tocca. C'è chi nelle azioni Veneto Banca ha impegnato anche 500.000 euro, chi poche migliaia, e ora gli servono. Qua in assemblea stamattina abbiamo sentito che c'è gente che aspetta i 1.000-2.000 euro, il momento di crisi è certamente forte, vanno individuati i criteri trasparenti, anche un cronoprogramma, ma questi soldi vanno certamente restituiti. Gli azionisti risparmiatori non hanno trovato convincenti le smentite di Veneto Banca alle notizie comparse sui media riguardanti il bilancio dell'Istituto di Montebelluna. I piccoli azionisti vivono perciò nell'incertezza di poter riavere i loro risparmi, stanno tra l'arrabbiato e il disperato, come questa signora di Mestre che non vuole apparire. Sono tutti i miei risparmi di una vita lavorativa onesta, che io ho investito dando fiducia alla banca, alle persone e tutto, e che adesso io rivoglio indietro perché sono la garanzia della mia vecchiaia. Alla prossima assemblea degli azionisti di Veneto Banca, in aprile, in tanti si presenteranno associati per richiedere indietro i loro soldi. Ci sta lavorando l'Adiconsum a Padova, Rovigo e Vicenza. A Treviso e San Donà i cittadini si sono rivolti a un avvocato.